San Carlo Borromeo, splendida gloria della Chiesa, nacque ad Arona sulle rive del Lago Maggiore il 2 ottobre 1538, figlio del conte Gilberto Borromeo e Margherita de' Medici. Fin dai primi anni di studio si distinse per la sua brillante intelligenza e la sua passione per il diritto. Tuttavia, il destino aveva in serbo per lui un cammino ancora più eccelso. Quando giunse la notizia che suo zio materno era stato eletto papa con il nome di Pio IV, Carlo si trovava all'Università di Pavia. Inizialmente poté cedere alle tentazioni mondane del suo tempo, ma la morte improvvisa del fratello Federico lo spinse a riflettere sulla vanità delle cose terrene. Guidato dalla voce di Dio, si convertì completamente, abbracciando una vita austera e penitente. Ancora giovanissimo, fu nominato cardinale segretario del Papa e successivamente arcivescovo di Milano. Come segretario, lavorò instancabilmente per il Concilio di Trento, dedicandosi poi all'implementazione pratica dei suoi decreti. Dopo la morte di Pio IV, Carlo decise di lasciare Roma per tornare alla sua sede arcivescovile a Milano, che si trovava in uno stato tanto deprimente da scoraggiare qualsiasi tentativo di riforma. Ma San Carlo non si arrese. Con saggezza e coraggio si impegnò a demolire e ricostruire. Subito pubblicò i decreti del Concilio di Trento, facendoli propri in prima persona. Eliminò ogni sfarzo secolare dal suo palazzo e vendette tutto ciò che era superfluo, devolvendo il ricavato ai poveri. Consapevole che la formazione di sacerdoti virtuosi fosse il mezzo migliore per riformare il popolo, Carlo fondò diversi seminari e istituì la Congregazione degli Oblati, seguendo le direttive del Concilio. Infiammato dal suo zelo apostolico, percorse più volte la sua vasta arcidiocesi durante le visite pastorali. Sarebbe stato affascinante seguirlo nei suoi innumerevoli viaggi a Roma, in Piemonte, a Trento, in Svizzera e ovunque vi fosse bisogno di fare del bene. Lungo il cammino visitò i santuari più celebri, lasciando ovunque segni di profonda pietà. Tuttavia, fu durante la terribile epidemia di peste che scoppiò a Milano nel 1572 che la sua carità e il suo zelo risplendettero in modo straordinario. Mentre molti fuggivano terrorizzati, San Carlo tornò prontamente in città e organizzò l'assistenza agli appestati, il soccorso ai poveri e l'aiuto ai moribondi. Era sempre il primo ad offrire il suo esempio di coraggio e dedizione. Per invocare l'aiuto divino, indisse processioni di penitenza, partecipando personalmente a piedi scalzi e prescrivendo preghiere e digiuni. Dopo la peste, seguì una grave miseria e il santo prelato, dopo aver dato tutto ciò che possedeva, vendette persino i mobili dell'arcivescovado, contraendo anche ingenti debiti. Nel mese di ottobre del 1584 si ritirò sul Monte Varallo per un corso di esercizi spirituali. Ma fu lì che si ammalò e, trasportato a Milano, spirò il 3 novembre. La vita di San Carlo Borromeo è un esempio luminoso di santità e dedizione al servizio degli altri. Il suo impegno incrollabile nel promuovere la riforma della Chiesa e il benessere del popolo lo ha reso un modello di virtù e carità.
La sua memoria continua a ispirare e a guidare coloro che cercano un cammino di fede e di amore verso il prossimo. San Carlo Borromeo, prega per noi. Martirologio romano. Memoria di San Carlo Borromeo, vescovo, che fatto cardinale da suo zio il Papa Pio IV ed eletto vescovo di Milano, fu in questa sede vero pastore, attento alle necessità della Chiesa del suo tempo. Indisse sinodi e istituì seminari per provvedere alla formazione del clero. Visitò più volte tutto il suo gregge per incoraggiare la crescita della vita cristiana ed emanò molti decreti in ordine alla salvezza delle anime. Passò alla patria celeste il giorno precedente a questo. Preghiera a San Carlo Borromeo. O Signore, che per mezzo dei sacri ministri governate le anime, spargete la vostra dottrina, dispensate i vostri sacramenti, guardate con predilezione la Chiesa della nostra diocesi e donatele una schiera di sacerdoti santi e santificatori. Ve l'imploriamo per l'intercessione di San Carlo. Fate che i nostri seminari fioriscano di giovani pii e studiosi. Suscitate nei fedeli sensi d'amore e di zelo per l'opera delle vocazioni. Su quanti cooperano al bene dei seminari e del clero, spargete copiose le benedizioni celesti. San Carlo Borromeo, luce splendente tra i santi, ha lasciato un'eredità indelebile nell'anima della Chiesa e nel cuore di coloro che hanno conosciuto la sua storia. La sua vita, segnata dall'amore per Dio e per il prossimo, continua a ispirare e a commuovere le generazioni che lo seguono. La sua dedizione incrollabile nel servire gli altri, soprattutto durante la terribile epidemia di peste, ha messo in luce la grandezza della sua anima e la sua profonda compassione. Mentre molti fuggivano spaventati, egli si lanciava coraggiosamente in mezzo alla sofferenza, portando conforto e speranza a coloro che lo avevano perso. La sua presenza emanava una luce che illumina ancora oggi le tenebre del mondo. San Carlo era un pastore attento e premuroso che non si limitava ad amministrare sacramenti e insegnare la parola di Dio, ma si preoccupava di costruire una Chiesa viva e radicata nella fede. Fondò seminari e istituì congregazioni per formare sacerdoti virtuosi, consapevole che solo attraverso di loro il popolo potesse ricevere una guida autentica e un esempio di santità. La sua umiltà e la sua generosità erano evidenti in ogni azione compiuta. Vendette i suoi beni, donò tutto ciò che aveva, persino vendendo i mobili dell'arcivescovado per aiutare i poveri e i bisognosi. Il suo cuore era pieno di amore e compassione e le sue mani erano sempre pronte ad estendersi verso chiunque avesse bisogno. Quando San Carlo si ritirò per un corso di esercizi spirituali, la sua ultima dimora terrena, il suo spirito era già pronto per il suo incontro con il Padre Celeste. La sua malattia non fu un triste epilogo, ma un passaggio verso una vita eterna. Il suo esempio di fede e di totale abbandono a Dio rimane un faro luminoso che guida i nostri passi nel cammino della santità. Oggi, mentre riflettiamo sulla vita di San Carlo Borromeo, siamo chiamati ad abbracciare la sua eredità di amore, umiltà e servizio. Possiamo imparare da lui a mettere gli altri al centro delle nostre vite,
a combattere le ingiustizie e a cercare la santità in ogni gesto quotidiano. San Carlo Borromeo, il tuo ricordo continua a risuonare nei nostri cuori e la tua vita è un richiamo costante alla grandezza dell'amore di Dio. Possa il tuo esempio commuoverci e spingerci ad abbracciare la via della santità, avendo sempre presente che il vero scopo della nostra esistenza è amare e servire gli altri. Che la tua intercessione ci accompagni lungo il cammino e che possiamo, come te, lasciare un'impronta indelebile nel mondo attraverso il nostro amore e la nostra dedizione. San Carlo Borromeo, prega per noi e guidaci verso la gioia eterna del cielo. Amen. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.